Il decreto dice fate formazione a distanza, è un buon auspicio per carità, però la situazione è molto molto variegata. Ci sono scuole, specie le superiori, che hanno mezzi, connessione a banda larga, piattaforme che usano da tempo, Moodle o WebEx professionali. Ce ne sono, specie nel primo ciclo, in cui i colleghi, adesso semplifico, quasi non hanno i soldi per la carta da fotocopie. La scuola diventa online in questi giorni di chiusura forzata, ma il livello di alfabetizzazione digitale delle strutture divide gli studenti. Chi ha fatto fatica a stare al passo con i tempi, strutture ma anche insegnanti, sta comunicando attraverso il registro elettronico in cui si possono assegnare e ricevere compiti in tempo reale, una possibilità che comunque solo pochi anni fa sarebbe stata impensabile. Ma è sui certificati medici che potrebbe nascere un'ulteriore disparità tra le scuole con l'emergenza coronavirus. Per questo serve un'ulteriore precisazione. Siamo obbligati a tenere fuori di scuola i ragazzi che non avessero il certificato medico per oltre 5 giorni di assenza. L'assenza che c'è stata per causa di forza maggiore, quindi dal 23, dal 24, lunedì 24, fino al prossimo sabato 7, non necessita di giustificazione. Sul tema per ora regna ancora il caos. La Federazione Italiana dei Pediatri ha fatto sapere che in molte regioni, così in Veneto, la certificazione di riammissione è stata abolita, ma l'emergenza sanitaria ha ribaltato le carte introducendo nuovamente l'obbligo. In deroga a tutto, chi ha 5 giorni di assenza deve avere il certificato medico. Allora, soprattutto alle famiglie, nell'ipotesi che lunedì 9 rientriamo e che vostro figlio fosse assente per il Veneto il sabato 22, ultimo giorno di lezione, o venerdì e sabato prima della sospensione, procuratevi un normale certificato del medico di famiglia. La federazione intanto ha lanciato un appello al Ministero affinché sia emanata una circolare che uniformi le procedure su tutto il territorio nazionale.